Come mi organizzo e quali sono gli strumenti che utilizzo? Le persone spesso mi chiedono come faccio a fare questi video, se uso determinati programmi, oppure se ho qualcuno che mi scrive anche quello che devo dire. Sinceramente io vado a braccio, perché credo che le persone vogliano vedere chi sei realmente e non la struttura, se no andavo a fare il telegiornale, mi mettevo lì, leggevo il gobbo, era tutto quanto bello. A me piace far vedere chi sono, a me piace far vedere che sbaglio, mi piace anche che le persone magari per strada scherzando, io dico sempre se vendi casa con me e questo è diventato un po' uno slogan e quando le persone, anche mie amiche, mi vedono me lo dicono scherzando e ridendo e questo mi fa piacere. Quali strumenti uso? Sinceramente un telefono, adesso qua vi faccio ridere, a bassa definizione, perché così si può nascondere tutti quanti i difetti. Scherzo, però sinceramente, come dice mio figlio, io sono una boomer e quindi tendo ad avere gli strumenti base che mi vengono messi a disposizione dal cellulare. Uso la fotocamera, il video, riprendo, non sono brava a tagliare e quant'altro, anche perché secondo me è bello proprio vedere quello che le persone fanno. Perché vi dico questo? Perché noto che tante volte non vuoi vedere il falso che c'è dietro una persona, ma la realtà. Quindi io faccio le cose veramente in modo molto semplice. Prendo, faccio il video, ovviamente se dico qualcosa di sbagliato lo cancello e lo riprendo, però non uso chissà che materiali. L'unica cosa, ecco, che posso dire è il gimbal, non so se sapete cos'è, è uno strumento che ti permette quando cammini di non fare l'effetto sì, della camminata, ma rimane un po' più stabilizzata la videocamera. Questo è l'unico strumento che utilizzo, ma tecnicamente ho i mezzi che abbiamo tutti, il telefono, le videocamere e tanta voglia di mettermi in gioco.